27enne di Rosà muore in Toscana a causa di una meningite fulminante, scatta la profilassi. Calendari della raccolta rifiuti a macchia di leopardo, una pioggia di segnalazioni, polemiche furiose. Pattume e degrado nel parcheggio della stazione, dopo la segnalazione il comune interviene. Il 2024 a Marostica inizia con i lavori a Crosare Pradipaldo, subito al via i cantieri. Sanità veneta sempre più in affanno, mancano medici e infermieri, l'allarme del sindacato Nursind. Messaggi e minacce alla ex, stalker intercettato, denunciato grazie al codice rosso. Paura ad Asolo, si ribalta con l'auto 34enne portato in ospedale in gravi condizioni. Baby vandali devastano la stazione di Piombino Dese ma vengono ripresi dalle telecamere. Boom di visitatori per le mura di Cittadella, superate le 90.000 presenze con turisti da tutto il mondo. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con una notizia drammatica che ci arriva dalla Toscana, dove un giovane originario del Bassanese di Rosà è morto a causa di una meningite fulminante. Era partito lo scorso 28 dicembre dalla stazione di Montebelluna per trascorrere il Capodanno con la fidanzata in Toscana follonica Carlos Ivan De Altin, 27enne bassanese di origine ma residente da qualche tempo nella città trevigiana. Un periodo di festa che si è trasformato in dramma. Già il giorno dopo, il 29, il giovane ha iniziato ad accusare pesanti sintomi, febbre alta circa 40 gradi e macchie rossastre e violacee sulla pelle che ben presto da un primo referto si sono rivelate essere delle microemorragie dei vasi sanguigni. Da Massa Marittima De Altin è stato portato all'ospedale centrale di Grosseto, dove le sue condizioni sono precipitate tanto da trasferirlo nel reparto di terapia intensiva. Qui è spirato il primo giorno dell'anno. Il decesso, in base agli esami di laboratorio, sarebbe da attribuire a una sepsi fulminante da meningococco, ancora in attesa di tipizzazione. Praticamente quindi devono ancora fare tipizzazione del meningococco. Comunque sono stati ovviamente informati subito i contatti stretti, è stata fatta quindi un'indagine epidemiologica sia a Grosseto che qua da noi. La profilassi al momento coinvolge da un lato i familiari a Montebelluna con cui viveva, ovvero la madre e il compagno, dall'altro 3 amici residenti nel Bassanese, dove Carlos aveva mantenuto i rapporti più stretti dopo aver vissuto nella zona di Rosà. Rassicurazioni precise arrivano anche dal sindaco Bordin. Stiamo monitorando la situazione di concerto con l'ULSS, in particolar modo con l'ufficio igiene. Il ragazzo ha avuto dei contatti stretti con poche persone, prevalentemente i familiari, i quali sono già stati sottoposti nei giorni scorsi a profilassi. La profilassi quindi è in corso, ma la cerchia dei contatti di fatto è chiusa. Resta il cordoglio per una morte improvvisa. Io mando il mio abbraccio virtuale e l'abbraccio di tutta la comunità montebellunese ai familiari di questo ragazzo, perché questa è una tragedia ovviamente indescrivibile, quindi questo è il minimo che io possa fare. Una nota che ci è appena arrivata dall'ULSS 7 Pedemontana ci dice che l'indagine epidemiologica ha accertato che nel periodo di incubazione del virus il ragazzo non ha avuto contatti con persone residenti nel Bassanese, fatta eccezione per 3 amici che erano andati a trovarlo a casa della madre, appunto nel Trevigiano. Queste persone non presentano sintomi sospetti e sono già state sottoposte alla profilassi. Se arriveranno novità riguardo a questa notizia ve le daremo qui in diretta nel corso della nostra informazione. Cambiamo argomento perché è davvero caos rifiuti a Bassano. Vediamo perché. Calendari della raccolta di rifiuti a macchia di leopardo. Cittadini in confusione, immondizie conferite alla buona sulle strade di Bassano del Grappa, alle prese con un inizio d'anno decisamente caotico sul versante del Pattume. Il problema è ben noto e riguarda la consegna non proprio a tappeto dei calendari di raccolta rifiuti che presentano alcuni cambiamenti rispetto a quelli del 2023. Molte famiglie hanno fatto riferimento al vecchio calendario, portando in strada tipologie per le quali invece non era prevista la raccolta, con il risultato di trasformare i bidoni in piccole isole di pattume e costringendo gli operatori a un super lavoro. Per non parlare del fatto che ci sono ancora i rifiuti di Capodanno da smaltire e molti non vedono l'ora di disfarsene. Ce lo segnalano anche alcuni telespettatori, alle prese con un cambio a dir poco traumatico fra il vecchio e il nuovo calendario. Etra è comunque parte lesa, come si suol dire, perché la distribuzione dei calendari è stata affidata a terzi e alla Multiutility non è rimasto che girare alle poste le segnalazioni di ritardi e disservizi.
Ma c'è pure una nuova dinamica che ha lasciato tutti di sasso. Qualcuno si è visto infatti soffiare dalla cassetta delle lettere il calendario, e questo vuol dire che c'è qualcun altro che mette le mani dove non deve per poter avere la tanto agognata copia. O magari per averne 2 da esporre in garage e nel tinello di casa, che non si sa mai. Ecco una lista delle zone in cui in molte case non è ancora stato consegnato il calendario. A Bassano risultano scoperte abitazioni di San Michele e del quartiere 25 Aprile, della Santissima Trinità e di Viale Scalabrini, ma anche Marchesana e Cavallare, oltre a via Cereria. Segnalazioni arrivano pure da San Pietro di Rosà e da altre zone della cittadina. Idem per Mussolente, dove via Generale Giardino alcuni residenti lamentano di non aver ricevuto il calendario. Il Consiglio di Etra rimane il medesimo in attesa che la situazione torni alla normalità. Scaricare l'applicazione creata appositamente per il calendario è la mossa migliore, perché permette anche di impostare un avvertimento che indica quali rifiuti mettere in strada il mattino dopo. In alternativa si può scaricare il calendario digitale dal sito, ma si possono anche chiamare il call center ed è possibile pure recarsi nel proprio comune per ritirare una copia del calendario cartacea. A proposito di rifiuti, vi avevamo mostrato ieri, dopo la segnalazione di un nostro telespettatore, addirittura un lavandino abbandonato in un parcheggio in centro a Bassano. Oggi si è mossa immediatamente l'amministrazione. Ieri abbiamo mandato in onda una segnalazione di degrado a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Bassano. Immagini che mostravano un lavandino abbandonato con 2 sacchi di calcinacci e cocci, ma anche una lunga striscia di immondizia sparsa in tutta l'area di sosta di via Villaraspa. E come sempre abbiamo portato la segnalazione all'attenzione di chi di dovere, in questo caso l'assessore all'urbanistica di Bassano, Andrea Viero. Assessore, come vediamo alle sue spalle la situazione è rimasta la stessa, ma l'amministrazione comunale si è attivata. Sì, abbiamo approfittato della segnalazione del vostro telespettatore, che ringraziamo ovviamente anche voi, per appunto prendere in carico questa segnalazione. La polizia locale è già stata avvertita, così come Etra, che provvederà appunto alla polizia. È anche l'occasione per noi per fare anche controlli con le telecamere che sono diffuse nel territorio, per cercare di capire e ovviamente beccare chi fa questi gesti incivili. E anche voi potete segnalarci qualcosa che non va, rifiuti abbandonati o problemi simili, con un messaggio via WhatsApp al 340 321 8379 o via mail a redazione@reteveneta.it. Come sempre la porteremo all'attenzione di chi di dovere. Se Bassano ha i suoi problemi, Marostica invece ha i suoi cantieri. Parte il 2024 con un'infornata di lavori. Proseguono anche durante le festività di inizio anno i lavori nelle frazioni di Marostica. L'amministrazione è infatti all'opera in zona Crosara Pradipaldo con 2 interventi di messa in sicurezza del territorio. Per quanto riguarda via Erta, verrà sistemata una frana che è presente da circa 2 anni all'inizio della via, dove andremo a sistemare con crociere viti e il rivestimento della parte franata con un muro che prosegue di circa 10 metri in calcestruzzo armato, in prosecuzione con quello già presente. Sempre su via Erta, in parallelo su via Pianari, verranno sistemati gli scarichi sotto le strade. In questo momento su via Erta ha ceduto, mentre su via Pianari è inesistente. Verrà tagliata la strada, verranno posizionati gli scatolari, fatta l'asfaltatura, i muri di rinforzo, ricreata la valletta che collega un tratto all'altro, che in questo momento è occlusa dai detriti, e nel tratto di via Pianari fatto ex novo lo scarico. Verrà di fatto totalmente tombinato e messo in sicurezza anche per i residenti, oltre che per i molti turisti che seguono e frequentano questa strada. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità e delle difficoltà della sanità veneta. In Italia la percentuale di infermieri ogni 1000 abitanti è di 6,2 unità, un valore che mette il nostro paese al 4º posto in Europa. È il primo dato critico messo in risalto dal sindacato Nursin nel suo bilancio annuale, derivato dall'analisi sul rapporto Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica. Un valore medio nazionale confermato anche per il Veneto, che per la nostra regione rappresenta un'ulteriore criticità. Abbiamo un rapporto infermieri ogni 1000 abitanti che è di seconda fascia e non di prima. Siamo assieme a regioni tipo la Sardegna, siamo circondati da regioni tipo Friuli, Trentino ed Emilia Romagna che hanno un rapporto migliore. Si rispecchia rispetto al numero di medici. Il Veneto è nella fascia più bassa
rispetto a tutte le altre regioni italiane. Secondo il Nursind, la regione ha un problema di attrattività di sistema. L'alto valore del rapporto infermieri-medici è un dato fuorviante che non punta alla qualità dei servizi. Il Veneto delle eccellenze mediche specialistiche non basta, secondo il sindacato, per offrire una prospettiva positiva agli utenti nei prossimi anni. Sicuramente sono invidiate in tutta Italia. Quello che ci preoccupa veramente è quello che succede prima e dopo questa atto di eccellenza, che non regge, non c'è la presa in carico. Se pensiamo che abbiamo 670 zone scoperte di medici di medicina generale, con più di 1 milione di utenti e di cittadini veneti che non hanno un medico di medicina generale, si capisce che l'atto chirurgico in se stesso non risolverà mai questo problema. L'assalto ai pronto soccorsi verificatosi anche durante l'ultima festività è un segnale preoccupante che potrà ripetersi sempre più spesso se non verranno governate le chiusure di massa degli ambulatori nei periodi critici. Fondamentale sarà rendere la sanità pubblica concorrenziale rispetto a quella privata. All'ospedale San Bortolo mancano 60 infermieri. Lussotto sconta le difficoltà che scontano tutte le aziende sanitarie, è quella di reperire professionisti. Ovviamente sconta anche il fatto che il territorio non tiene e che i professionisti che lavorano all'interno di alcuni settori del Lussotto sono letteralmente sfibrati. Più di qualcuno sceglie la strada del privato. Un dato certo è la questione salariale, nel senso che bisogna intervenire in qualche modo sugli stipendi e sull'organizzazione del lavoro. Passiamo alla pagina della cronaca. Uno stalker è stato fermato grazie al cosiddetto codice rosso. Perseguitava la ex con chiamate e messaggi, minacciandola e appostandosi nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequenta, fino a quando la donna, in stato di gravidanza, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari della stazione di Romano Dezzelino hanno denunciato per atti persecutori un 32enne residente a Cavaso del Tomba che non voleva accettare la fine della sua relazione con la giovane trasferitasi a Romano Dezzelino. I comportamenti dell'ex erano diventati sempre più oppressivi da ottobre, culminando il primo dell'anno con un messaggio nel quale annunciava alla donna la volontà di recarsi a casa sua per parlarle. Spaventata da questa evoluzione di una situazione già pesante, la malcapitata si è rivolta ai carabinieri e una pattuglia è subito uscita intercettando lo stalker proprio nelle vicinanze del domicilio della ex. È scattato quindi il protocollo codice rosso e il 32enne è stato sottoposto alla misura precautelare personale che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla giovane donna. Non potrà neppure chiamarla o contattarla in alcun modo. Restiamo nella pagina della cronaca perché un 34enne di Asolo è grave in ospedale dopo essere finito fuori strada con la sua auto ieri sera. L'incidente alle 21 in via Asolana a Fonte. L'auto, dopo una serie di carambole, è finita ribaltata su un fianco nella piazzola di sosta della Corriera, al lato della carreggiata. Il personale del SUEM ha trasportato il 34enne in ospedale in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il veicolo ribaltato è stato messo in sicurezza dal personale dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non risultano altri veicoli o persone coinvolte nello schianto. Ci spostiamo in altopiano per un grave lutto che ha colpito la cultura. Si è spento all'età di 81 anni la notte di San Silvestro il professor Sergio Bonato, figura di spicco della cultura dell'altopiano, tra i fondatori dell'Istituto di Cultura Cimbra di Roana, di cui è stato per oltre 40 anni presidente. Insegnante di italiano, preside del Rigonistern di Asiago, ricoprì anche il ruolo di sindaco del suo paese nel 75 e primo presidente dell'Unione Montana con una giunta di sinistra, al tempo l'unica nel Veneto. Alla lingua cimbra dedicò gran parte della sua vita e non volle mancare al 50° anniversario della fondazione dell'istituto, proprio lo scorso mese di novembre. Venne definito in più occasioni uomo di pace, costruttore di ponti tra i popoli, come ricorda l'attuale presidente dell'Istituto di Cultura Cimbra, Giancarlo Bortoli. È stato un punto di riferimento per gli altopianesi, per tutti i gruppi germanofoni della Nord Italia, perché ha animato questa cultura, ha animato il rispetto delle minoranze. Lui aveva una grande sensibilità, lui diceva appunto questa cosa, che non costruiamo muri, ma costruiamo ponti fra le persone, fra i gruppi e fra anche i popoli, quindi le nazioni, e ciò in controtendenza di quanto
si sta leggendo in giro. Si sta già pensando come rendere omaggio all'amato professore, le cui esequie si sono svolte in forma privatissima al cimitero di Roana. Faremo un'edizione speciale dei Quaderni di Cultura Cimbra che avrà come titolo Ricordo del nostro presidente Sergio Bonato. Restiamo in altopiano per il nuovo gonfalone di Lusiana Conco. Lusiana Conco ha un nuovo gonfalone presentato la sera del 31 dicembre nella sala consigliare del Palazzon dalla sindaca Antonella Corradini in occasione del tradizionale scambio di auguri di fine anno. Alla presenza di cittadine e cittadini, rappresentanti delle associazioni, gruppi attivi nel territorio comunale, è stata così consegnata alla comunità l'effigie che rappresenterà il comune negli eventi ufficiali. Ora il resto della cronaca dal territorio. Un 25enne di Lusiana Conco è stato arrestato a Bassano dagli agenti del commissariato che l'hanno controllato vicino alla stazione dei treni trovandogli addosso più di un etto di hashish, già diviso in dosi, oltre a un bilancino e una somma di denaro ritenuta a provento dello spaccio. Un 21enne di Cassola è stato arrestato dal personale del commissariato di Bassano perché trovato in possesso di 211 grammi di hashish. Il giovane è stato fermato per un controllo di rito in città. Nella sua abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione e un taglierino. Un anziano è caduto in pieno centro a Bassano procurandosi una profonda ferita al capo. L'incidente è avvenuto in piazza Garibaldi e l'uomo, subito aiutato dai passanti, è stato portato in pronto soccorso per gli accertamenti di rito. Continuano ad arrivare notizie di danneggiamenti, vandalismi in tutto il territorio in occasione del Capodanno. Guardate cosa è successo a Piombino Dese. Petardi fatti esplodere in barba e divieti all'esterno, ma quello che è peggio è quanto accaduto all'interno, nei bagni della stazione di Piombino Dese, che servono le centinaia di passeggeri che ogni giorno salgono su un treno della linea Venezia-Bassano. Hanno festeggiato così l'inizio del nuovo anno una decina di ragazzi, tutti adolescenti tra i 15 e i 18 anni, in un modo che lascia l'amaro in bocca perché quanto distrutto è bene di tutti. Sono dei gruppetti di ragazzi, questo è uno spazio coperto, illuminato, dove chi non sa dove andare magari si può permettere di venire qui per stare in compagnia con gli amici. Certo che a un certo punto alla mezzanotte lì si è scatenato un po' l'inferno, hanno un po' esagerato con i petardi, continuato con danneggiamenti in maniera assolutamente incivile. I danni più gravi ai sanitari sospesi a muro e poi alle porte saranno necessari interventi di muratura per una cifra intorno ai 20.000 euro. Un primo atto vandalico si era verificato la scorsa primavera, per questo a maggio sono state installate le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutti i passaggi della devastazione e soprattutto i volti di chi l'ha compiuta. Il sindaco ha deciso, da buon padre di famiglia, da primo cittadino di questo comune, di dire: ragazzi, genitori, ho visto i vostri figli fare quello che hanno fatto la notte di Capodanno, presentatevi in municipio. Sì, forse sbaglio, ma però il problema per me è solo una fattura da pagare e non intendo che la paghino ancora una volta tutti i cittadini di Piombino Dese. Averli denunciati avrebbe voluto dire rovinargli la fedina, ma ripeto, siamo tutti stati giovani, tutti abbiamo fatto le nostre bravate, le nostre birichinate. Certo che anche per chi non ha combinato niente quella sera, assistere a un reato si è partecipi del reato, per cui dovranno crescere questi ragazzi, una lezione bisogna dargliela. Le immagini dei danni sono già state consegnate ai carabinieri, ma se le famiglie si presenteranno in comune o parleranno con i carabinieri, sarà possibile evitare la denuncia penale per i ragazzi e un procedimento davanti al Tribunale dei minori. Abbiamo tutti gli elementi, tutti, addirittura le marche dei vestiti, abbiamo le telecamere sono molto chiare e sono quelle che vedete sopra le mie spalle, sopra quelle porte che adesso in questo momento sono state rimosse. C'è tempo fino a fine settimana. Se alcune famiglie già lo hanno contattato, il sindaco torna a lanciare un appello alla nostra telecamera. Ripeto, il mio appello, e potevo anche non farlo, ma il mio appello è stato quello: fatevi vivi, c'è una fattura da pagare, però questa volta va pagata. E non la pagheranno i cittadini di Piombino? Non sicuramente. Andiamo a Cittadella, dove il camminamento delle mura è stato letteralmente preso d'assalto.
Buon inizio per il 2024 che ha visto oltre 600 turisti sul camminamento di Ronda nel giorno di Capodanno, ma anche il 2023 appena trascorso ha sorriso il monumento più importante di Cittadella, le mura medievali. Sono stati 91.450 i turisti che hanno scelto di percorrere lo spettacolare camminamento di Ronda, il percorso di forma ellittica che, forte dei suoi 8 secoli di storia e del recente restauro, è l'unico perfettamente percorribile in Europa. A fare la parte del leone gli italiani, ma a Cittadella sono arrivate persone da 120 paesi del mondo, con una forte presenza di tedeschi, statunitensi, francesi, australiani e austriaci. Un anno sperimentale 2023 che ha visto il debutto della Cittadella Card, che ha permesso l'ingresso unico ai 5 luoghi della cultura. Nel 2023 questa sarà inserita all'interno della Veneto Card in collaborazione con la Regione. Sarà anche potenziata la digitalizzazione dei 5 luoghi della cultura con la creazione di un'app che permetterà la visita grazie al QR code. Torna alla rubrica dei vostri presepi, vediamone alcuni. Alle 21:15 il nostro direttore Luigi Baccialli avrà ospiti in una puntata decisamente speciale di Focus Bruno Beltrame, Mario Fabris, Domenico Lo Sapio, Alessandro Mazzochel, Maurizio Mestriner, Giuseppe Paolin e Marco Zecchinel. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo.